sta riprendendo. Allora il lancio in avanti, pallone che arriva verso la punta, la girata verso la porta e la palla che esce sul fondo. Riparte quindi il Pro Appio con una manovra da dietro. Le due squadre sono appaiate a 12 punti alla terza e alla quarta posizione del girone, davanti Moquero e il Real Soccer Team, che hanno 10 punti di vantaggio. Il pallone viene restituito al portiere dell'Italia Club, fa ripartire i suoi. Buona sventagliata sulla sinistra, recupera il Pro Appio, gestisce però ancora l'Italia Club, sempre un lancio in avanti da parte del portiere, fa buona guardia la difesa del Pro Appio. Ci prova allora il numero 7 dell'Italia con un tiro cross che è decisamente lontano dallo specchio della porta, non trova neanche nessun compagno in area, si riprenderà dalla rimessa dal fondo, battuta subito vicino per un difensore in maglia verde. C'è la pressione da parte dell'Italia Club, rischia di perderla il Pro Appio, allontana poi in qualche modo proprio il Pro Appio, è fermato il suo terminale offensivo. Può imbastire allora una nuova manovra offensiva all'Italia Club. Solito cross e questa volta viene fermato, sarà a corner. Il cross dentro, il colpo di testa e la palla che entra in rete. È l'1-0 dell'Italia Club che su calcio d'angolo si porta in vantaggio. Battuta del Pro Appio che adesso deve recuperare un gol di svantaggio. Solita palla tenuta lì a centrocampo. Batte il Pro Appio. La palla esce in fallo laterale. Può ripartire allora all'Italia Club. Schiacciato in questi primi minuti il Pro Appio nella propria area di rigore, fa fatica ad uscire la squadra in maglia verde. Adesso cerca anche un tiro il numero 9, ma l'arbitro aveva già fischiato calcio di punizione per il Pro Appio al limite della propria area di rigore. Pressione offensiva da parte dell'Italia che cerca di non dare ossigeno per ragionare a quelli del Pro Appio. Finora sta riuscendo, si sono portati appunto in vantaggio su calcio d'angolo. Adesso palla giocata sulla tre quarti, buona la triangolazione, interviene però il Pro Appio che ha cercato di ripartire, non è riuscito nell'intento. Fallo laterale giocato dentro, cerca di portarsi in avanti il Pro Appio, fa fatica, viene fermato proprio davanti alla panchina degli ospiti. Fallo laterale battuto in avanti, fischia l'arbitro, è stata portata oltre la linea laterale la palla, si riprenderà da un fallo laterale.
cambio di gioco qui dell'Italia Club. È stato fischiato fallo però nel frattempo, anzi no, fallo laterale. Riparte il Pro Appio. Siamo a centrocampo, buono il lancio d'esterno, ferma altrettanto bene l'Italia Club. Con le mani. Tutto da vicino per numero 13, cerca di uscire adesso e di respirare il Pro Appio. Il tiro viene ben bloccato dal portiere che la fa sua, il primo squillo di tromba del Pro Appio con un accerto impensierito il numero 1 dell'Italia Club. Prova a rispondere allora all'Italia. Siamo vicino a una bandierina di calcio d'angolo. Ma tanto mi sembra. Tutti occupati, no? No, sono qui con Ancora il Pro Appio, poi è stato fischiato un fallo sulla tre quarti laterale. Recupera palla l'Italia che cerca il tiro dalla distanza, viene anche toccato, sarà angolo e attenzione perché proprio da un calcio d'angolo è propiziato l'1-0 dell'Italia Club. Cross con il destro a rientrare, interviene bene il portiere con i pugni, poi è stata cercata una coordinazione al volo dal tre quarti decisamente improbabile, una riuscita infatti al giocatore in maglia blu. Allora riparte il Pro Appio dopo aver sventato la minaccia, non è però precisa nella ripartenza, pallone che esce in fallo laterale. C'è in avanti, colpo di testa che non riesce. Tu ti fai solo questa o fai anche questa? Solo questa. Ah, perfetto, ok. Grazie. Allora adesso l'Italia Club pallone che esce in fallo laterale. Rimane a terra il giocatore del Pro Appio, non c'è nulla, ci prova allora il numero 9 del Monte, pallone che non passa. Perde palla il Pro Appio, può ripartire l'Italia Club con Cusenza che cerca il numero 12 Ciasca, la perde l'Italia, ne approfitta allora il Pro Appio. Cross da parte di Minotti, non trova però nessuno e allora fallo laterale per l'Italia Club. È lungo, forse è pure controfallo l'arbitro, però non lo nota. Riparte il Pro Appio con Bonfigli, poi De Sanctis a battere questo fallo laterale verso Del Monte che torna proprio da De Sanctis.
Natale, qui viene messo giù, calcio di punizione per il Pro Appio da una posizione invitante per cercare di riaprire la partita. La rincorsa da parte proprio di De Sanctis, c'è anche Bonfigli, si allontana, parte il numero 22 De Sanctis, la parata di Errani che risponde così al giocatore del Pro Appio, poi fatica l'Italia Club ad allontanare, sarà fallo laterale, momento di appannamento per la squadra di casa che si era portata in vantaggio, adesso però sta soffrendo. De Sanctis, il cross sul secondo, non ci arriva nessuno, ha rischiato ancora una volta l'Italia Club, servita la parata di Errani, adesso imitando un pochino gli avversari adottano la pressione alta anche quelli del Pro Appio, cerca di uscire quindi l'Italia Club, giocandolo in avanti per il numero 9 Germano che si guadagna calcio di punizione. Rischia l'arbitro, il cross allontana molto bene Carlo Magno, riparte il Pro Appio, De Sanctis si libera di un uomo, la gioca verso il numero 15 Bonfigli, poi cerca di intervenire di testa Del Monte, il fallo laterale viene affidato all'Italia Club. La battuta di Annunci che va verso Ciasca, di ritorno per Pampanapa, ora Pampana che cerca il tiro, che si alza sopra la traversa, allora cerca di imbastire la manovra sulla destra, il Pro Appio non ci riesce, Cusenza, Pampana d'esterno verso Ciasca, intercetta però il centrocampo del Pro Appio, poi spreca tutto Pampana, allora riparte il Pro Appio, pallone giocato all'indietro per il numero 6 Minorenti, la recupera l'Italia, Cusenza dentro per Lega Serie B, le squadre River Plate, Olympique Togliatti sono attese al campo 1 per il riconoscimento, grazie. Cusenza dentro, salta di testa il Pro Appio, pallone che rimane lì sulla tre quarti, può ripartire la squadra in maglia verde, continua la manovra da parte del Pro Appio, riesce a fermare tutto il numero 13 Baldelli, poi il tentativo dalla distanza da parte di Papale, va lontano dallo specchio della porta, Errani ha dovuto solamente accompagnare fuori il pallone con lo sguardo. Iannucci verso Cusenza, chiede palla a Baldelli, torna da Errani, rischia qui il numero 1. Pallone giocato per Baldelli, chiedevano fallo quelli dell'Italia, scusate, Germano. Bonfigli adesso, proprio che prova con il Del Monte, fermato dal numero 11 che scambia con Germano.
Era il numero 11 di Francesco che è arrivato il tiro dalla distanza di Baldelli, troppo morbido, che comunque non è arrivato nello specchio. Qui De Sanctis in avanti verso il numero 7 Melis, contrasto aereo, i due si sono toccati sulla nuca. Scusato, qui forse più Melis di Iannucci il colpo. Baldelli, Iannucci di Francesco verso Baldelli che avanza proprio davanti alla nostra postazione. Il cross di Iannelli, pallone passa scavalcando Ciasca, ci arriva allora Carlo Magno. Giocata in avanti, ferma tutto qui Iannucci molto bene, poi la gioca sul numero 2 Marchetti, perde palla poi però l'Italia. Riparte il Pro Appio, fermato subito. Azione un po' confusa questa, alla fine arriva il pallone al numero 10 dell'Italia che la gioca verso Ciasca, non riesce a tenerla in campo sul suggerimento di Callarà. Pallone sfila ancora una volta fuori. Carlo Magno con le mani verso Melis, lo ferma ancora una volta molto bene Di Francesco. Pallone per Bonfigli che finta il tiro, ce l'ha sul destro, ancora una risposta di Errani, forse il migliore in campo dei suoi finora. Ancora Bonfigli, pallone che arriva fuori dall'area, la stoppa De Sanctis che se la porta sul destro, cerca il tiro a giro, il pallone non gira, in compenso però si alza sopra la traversa, nulla da fare per il numero 22. E riceve palla adesso Ottaviani che va subito alla sventagliata in avanti, pallone che passa, Ciasca di ritorno per Marchetti, pallone che esce ancora una volta. Invece Pro Appio che sta cercando nelle ultime battute il lancio lungo verso Melis, fa fatica però il numero 7 in mezzo alle tante maglie blu a prendere spazio e a prendersi il pallone. Allora lancia in avanti, allontana il Pro Appio, Ciasca, colpo di tacco per Marchetti, ce l'ha sul destro, cerca il cross, non ci è arrivato Pampana. Allora Carlo Magno, pallone in possesso di Minorenti che va in avanti, anticipa tutto l'Italia, poi Baldelli, Pampana per il numero 10 Callarà, risponde Carlo Magno. Melis stoppa con la mano, Ottaviani, Baldelli, la sventagliata di Baldelli, Ciasca di prima verso Callarà, di ritorno per il numero 12, gioca sul velluto qui l'Italia Club, allontana in qualche modo il Pro Appio, poi dalla lontanissima distanza dopo lo stop di petto ci prova Ottaviani. Baldelli, Ciasca, ancora Baldelli in avanti, De Sanctis,
verso Melis, lo ferma bene Marchetti, ancora Ciasca, cerca il destro Carlo Magno, protagonisti in questa serata i due portieri da una parte e dall'altra in maniera positiva. Callarà recupera bene il pallone, scarica il destro, questa volta non può nulla Carlo Magno, la palla si infila all'angolino e il raddoppio dell'Italia Club. Testa! De Sanctis, Melis, Bonfigli, Papale in avanti, recupera subito l'Italia, Baldelli, Pampana cerca il fondo, ancora Pampana, il cross fermato alla fine da Carlo Magno. Papale verso Bonfigli che con un taglio riesce ad arrivare sulla sfera, lo ferma però molto bene il numero 13 Baldelli, sarà solo fallo laterale per l'Italia che deve adesso recuperare non più un gol ma due. De Santis sulla bandierina, Errani in avanti, Baldelli chiede palla, Marchetti viene servito, in avanti per Pampana, sbaglia tutto, intercetta Pampana, scambia con Ciasca, Callarà, cross sul secondo, pallone che sfila dall'altra parte del campo, chiede un time out il Pro Appio, viene concesso dall'arbitro. Stanno 2-0, 2-0. Ok, grazie. Niente, non si preoccupa. Papale lo ferma bene l'Italia, poi Pampana, controllo e tiro, fredda Carlo Magno, è il 3-0 dell'Italia Club che alla fine del secondo tempo cerca di mettere in ghiaccio l'incontro. Melis pensa al tiro Bonfigli, poi allarga sulla destra, continua il Pro Appio che cerca il tiro, la sporca Errani, Bonfigli, Pampana, Baldelli, ferma tutto bene il numero 13 Papale.
difficoltà ora l'Italia a recuperare il Pro Appio, ma subito Baldelli è brava a rimpossessarsi del pallone, lancia in avanti dall'Italia, pallone che esce in fallo laterale. Bonfigli chiede fallo, l'arbitro lo concede, calcio di punizione per il Pro Appio, poi forse arriverà il duplice fischio a decretare la fine di questo secondo tempo, dove c'è stata praticamente una sola squadra in campo, è stata l'Italia. Fischia l'arbitro, parte Bonfigli, pallone che si impenna, arriva al duplice fischio, come detto finisce 3-0 tra l'Italia Club e Pro Appio il primo tempo. Il fischio dell'arbitro, Ciasca a cercare, anzi no scusate, sì è proprio Ciasca che cerca il tiro, pallone che va molto lontano dalla porta, ma questo fa capire lo spirito dell'Italia Club, che ci sta mettendo forse qualcosina in più del Pro Appio, che si limita a chiudersi e a ripartire, mentre l'Italia sta dando veramente tutto con il pressing, ci sta credendo in questa partita. Non è un caso che stia avanti di 3-0 come in questo intervento, che è riuscito a sventare la minaccia del Pro Appio, che non ci ha creduto fino in fondo. Qui recupera palla proprio il numero 2 Ottaviani, poi Cusenza, Errani, di prima per Marchetti, buono il cambio di gioco per Cusenza che riceve, alza la testa, va a servire proprio Ottaviani, cross sul secondo palo, l'incornata di testa di Callarà, risponde molto bene Carlo Magno. L'Italia Club con Baldelli, il contrasto sulla tre quarti, cerca di ripartire Bonfigli, gliela sfila Ciasca, Cusenza, Ottaviani per Callarà, verso Ciasca il pallone, pone le finte del numero 12 che scarica il sinistro, non può nulla, ancora una volta Carlo Magno che viene freddato, cala il poker qui all'Atletico 2000, l'Italia Club. Allora Bonfigli, adesso sembra sempre più scritta questa partita, nonostante siamo al secondo minuto del secondo tempo. Il Pro Appio non riesce a riprendere la partita, qua un tiro di Melis che aveva forse sorpreso Errani. Errani con le mani verso Ciasca, ci arriva il numero 12 ma non riesce con la sponda a servire nessun compagno. Si riprende allora con questa rimessa con le mani Baldelli di testa, la tiene in campo Ottaviani. Errani sbaglia il controllo il numero 11 di Francesco, riesce poi comunque a guadagnarsi un fallo laterale, qui la perde Ciasca, riparte con il numero 13 il Pro Appio che scambia con Melis, poi a rimorchio per Papale che la calcia addosso a Baldelli, sembra aver accusato il colpo il numero 13, la recupera Ciasca, Cusenza, ancora Ciasca, porta palla, ferma tutto bene Melis, cambio di gioco dall'altra parte per Ottaviani che la mette giù in maniera spettacolare, poi Ciasca non scambia al meglio con Callarà, 3 contro 2, decide di concludere verso la porta il numero 15 Bonfigli,
tra le proteste da parte dei suoi compagni e come al solito Errani ha dovuto solamente bloccare. Errani verso Marchetti, poi Baldelli, c'è il pressing da parte del numero 8 Ripolli, la recupera il Proappio, il tiro di Melis, l'intervento di Errani, non li contiamo neanche più. Fallo su Bonfigli che calcia addosso a Callarà. Papale, fallo laterale concesso da Callarà, a batterlo il numero 2 Minotti. Riesce a girarsi il giocatore del Proappio. Allora subito Marchetti verso Ciasca, cerca un sombrero, il pallone rimane comunque a lui che se la porta sul sinistro, il tiro di Ciasca, il pallone rimane in aria e al secondo tentativo Ciasca fa gol, è il 5-0 dell'Italia Club. Anzi no, tutto annullato dall'arbitro che aveva forse precedentemente fischiato fallo, onestamente noi non l'abbiamo sentito. Melis ferma tutto Marchetti, Melis poi la mette giù, ancora Melis, Bonfigli allarga male, pallone che sfila in fallo laterale. Siamo al 6° minuto. Forse qualcuno del Proappio che si augura che la partita finisca presto. All'andata finì 8-7, molto più tirata rispetto ad oggi. De Sanctis, Melis scarica al destro, sfila fuori. Errani verso Marchetti, si fa vedere Ottaviani, ancora Marchetti, porta palla, Ciasca cerca di controllarla, non ci riesce, ancora Marchetti, Ciasca dentro, colpo di testa da parte di Callarà, la sponda per Germano, la risposta vincente di Carlo Magno che riesce a mandarla in corner. Il cross di Ciasca, troppo teso, troppo alto, non ci arriva nessuno. Fallo laterale Proappio che cerca di portarsi in avanti. Riesce ad intervenire Errani sul primo tiro, sul secondo però non può nulla, il 4-1 del Proappio che accorcia le distanze. Callarà, Ciasca, Di Francesco, lancia in avanti, ci arriva poi Ciasca, ancora Ciasca che cercherà il cross, pallone che non passa, sarà corner, a battere ancora Ciasca, prima non ha battuto benissimo, dalla battuta di quel calcio d'angolo è scaturita la ripartenza del Proappio che ha portato al gol del 4-1, questa volta Ciasca va sul secondo palo di prima intenzione, ci prova il numero 2 Ottaviani, pallone che esce sul fondo senza trovare un compagno o la porta.
Allora Carlo Magno, Germano, Ciasca, allargato per Ottaviani, lo ferma Del Monte, sfera giocata proprio per Del Monte che cerca di girarsi, calcio in avanti, non controlla il giocatore del proprio, poi Melis, Errani, intervento che riesce a evitare il 4-2 al Pro Appio. Errani verso Ciasca, la sponda di testa, ci arriva Callara, commette fallo però sull'avversario che rimane a terra, sembra essere il numero 2 Minotti. Poi De Santis, lancio in avanti, colpo di testa della retroguardia dell'Italia Club che riesce ad allontanare poi il colpo di tacco di Del Monte, pallone che arriva ancora a De Santis, filtrante per Melis, la stoppa, un tiro, ancora una ribattuta, ci prova ancora il proprio, non è finita, arriva sul fondo, non ha trovato nessun compagno in aria, la squadra in maglia verde può ripartire allora all'Italia Club con il numero 2 Marchetti. Colpo d'esterno a cercare Ciasca, non arriva però il numero 12 sul pallone. Minotti, il lancio, controllo d'esterno da parte del numero 8 Ripolli, viene fermato, chiedono calcio d'angolo quelli del Pro Appio, e così viene concesso dall'arbitro a battere proprio il numero 8, cross basso, allontanato bene dall'Italia, chiusa adesso nella metà campo dal Pro Appio che ha perso palla, però ancora Minotti cerca di avanzare, supera la tre quarti, la gioca per Melis, lo stop, il tiro, non riesce ad intervenire Rani in questo caso, è il 4-2 del Pro Appio che sta cercando di riaprire una partita che sembrava essere chiusa. Fischia l'arbitro, va Callara direttamente in porta, non trova lo specchio. Riaperta adesso, dicevamo, una partita che sembrava propendere solamente da una parte verso l'Italia, che invece ha visto il Pro Appio accorciarsi il risultato. Qui il lancio di Errani verso Callara che non è riuscito ad intervenire sul pallone. 12° minuto di gioco. Solita palla per Ripolli, interviene qua molto bene il numero 4 Iannucci, poi Di Francesco, Cusenza, Ciasca, cross sporcato, arriva verso il fondo, cerca di allontanare Minotti, fatica il Pro Appio ma riesce a mettere giù il pallone, a lanciare verso Melis che ha tagliato molto bene, lo affronta il numero 11 ma non riesce quindi il Pro Appio a segnare. Allora Ciasca verso Ottaviani che non trova la porta con un tiro a giro. Si sono allungate un po' troppo le due squadre, ora rischiano. De Santis, Melis vince il contrasto, capovolgimenti di fronte da una parte e all'altra, quasi stile ritmo tennistico di questa partita oramai ha preso De Santis. Doppio passo, tiro, Errani con i pugni, pallone che rimane al limite dell'area e poi calcio d'angolo dopo il tocco del numero 4 Iannucci. Sta rischiando qui l'Italia di gettare all'ortiche una partita che si era messa sul 4-0. Proprio Melis alla battuta, arretrato per Minotti che la stoppa,
è in posizione defilata, cerca il tiro, la blocca Errani. Di controbalzo a servire Callarà, che la perde sulla pressione di De Sanctis. Ancora De Sanctis, in mezzo a 3, riesce a mantenere il pallone, a giocarlo in avanti. Poi sfera che arriva a Melis, che si gira, serve Ripolli, fermato all'ultimo secondo da Di Francesco. Intervento provvidenziale qui in appannamento. Momento di appannamento qui dell'Alitalia, che rischia spesso di questi cali di tensione. Ancora Del Monte dentro, Melis non riesce a correggere in porta all'interno dell'area, praticamente un calcio di rigore in movimento. Errani verso Baldelli, è scoperta il Pro-Appio, Ciasca di prima intenzione dal limite dell'area, colpisce malissimo Carlo Magno. De Sanctis sta lasciando troppo spazio all'Italia rispetto al primo tempo, quando aggrediva nella propria metà campo il Pro-Appio, non gli dava spazio per giocare. Adesso il Pro-Appio che ha potuto, forse diciamo anche è calato fisicamente, e sicuramente è calato fisicamente l'Italia, quindi non ha potuto più sostenere la pressione che aveva usato al primo tempo come arma contro il Pro-Appio. Allora il Pro-Appio, quando ha potuto finalmente giocare con un po' più di spazio, di poter ragionare un po' di più, si è resa pericolosa. Qui Callarà che colpisce in pieno la barriera, cerca di riallungare sul Pro-Appio l'Italia. Sarebbe importante andare sul 5-2 perché stroncherebbe anche un pochino le motivazioni che ha ora il Pro-Appio, che ha visto il risultato variare da 4-0 a 4-2. Sicuramente ha dato qualche speranza. Riesce a tenerla in campo Callarà nel frattempo. Ciasca di ritorno proprio sul numero 10, ancora Callarà in aria, calcia verso Carlo Magno, è rimasto a terra però Ciasca, che sembra aver subito il colpo. Sportivamente Melis la mette fuori, è rimasto a terra Ciasca che ha subito il colpo da parte del numero 9 Del Monte. Istituisce palla l'Italia Club, è stato ammonito il numero 9 Del Monte che aveva commesso fallo su Ciasca. Proprio lui a ricevere palla, restituisce subito il colpo Ciasca e adesso si accende una mischia qui a centrocampo.
Lega Serie B, le squadre Asti Square e Neverjoy sono attese all'esterno del campo centrale per il riconoscimento, grazie. Alla fine di una bagarre l'arbitro decide di sospendere la partita prima del tempo regolamentare, finisce 4-2 per l'Alitalia, poi vedremo cosa deciderà il giudice. E alla fine di una bagarre l'arbitro decide di fischiare poco prima la fine del secondo tempo, finisce 4-2 per l'Alitalia, almeno sul campo.